Il tracollo della sanità nel Nuorese fa ancora più rabbia perché colpisce un territorio di per sé già svantaggiato per connotazione geografica e vari divari strutturali, e quanto denuncia in una nota Giovanni Bitti, presidente della Confindustria della Sardegna Centrale. La vertenza sanità si aggiunge a tanti altri fronti aperti e rimasti irrisolti. Se non saremo in grado di ottenere risposte adeguate dalla Regione sul tema sanità, cosa possiamo aspettarci sugli altri dossier strategici sul tavolo da decenni? Penso al tema delle aree interne e della mobilità con il progetto della ferrovia, solo per citarne alcuni. Tutto è fermo con un PNRR da noi non pervenuto, continua il presidente Bitti. Da almeno 2 anni sulla sanità nel centro Sardegna si susseguono denunce e manifestazioni di pazienti, operatori sanitari e sindaci, culminate in un esposto in procura di 117 dirigenti medici del San Francesco che hanno dichiarato l'impossibilità di garantire i livelli minimi di assistenza, rileva il presidente Bitti. Un fatto di una gravità inaudita che ci obbliga a non restare inerti anche nell'individuazione di eventuali responsabilità. Per questo accogliamo con favore l'intervento dei sindaci che hanno annunciato azioni eclatanti e con il coinvolgimento delle altre forze economiche e sociali. Siamo pronti a condividere ogni iniziativa a tutela della sanità nel centro Sardegna. Ciò insieme alle altre rivendicazioni a sostegno dei dossier prioritari per lo sviluppo, di cui come forze di rappresentanza dobbiamo farci carico nella massima unità e con uno scatto di orgoglio per salvaguardare il futuro della Sardegna centrale, ormai in pieno declino, conclude il presidente Bitti.